Mi ero stabilito a New York, in un bell'appartamento sulla Broadway, da appena 1 mese e mezzo, e già il nome di Edgar Tamerlan mi era arrivato all'orecchio dozzine di volte, tanto che alla fine cedetti a quell'ossessione e mi recai nella prima libreria per acquistare il suo romanzo. Devo ammettere che la mia indole mal si sovrappone a quella del quieto lettore che, sfogliando una storia pagina dopo pagina, la consuma sino al finale. Mi sono sempre sentito più proteso verso il teatro e le rappresentazioni visive. La tracotanza della musica, l'epico coinvolgimento emotivo che il palcoscenico, quello di alta qualità, sa instillare nell'animo, tendendo le più occulte corde dell'io e facendole vibrare. Il fatto che questo meraviglioso autore, dal nome così altisonante, fosse sulla bocca di tutti e che i critici del New York Times fossero insolitamente entusiasti nei confronti delle sue opere, non era per me vero motivo di fiducia. Nel corso della travagliata storia dell'uomo, molti validi autori sono deceduti nella più degradante miseria per essere poi tardivamente rivalutati, mentre altrettanti incapaci imbrattacarte hanno prosperato e sono ingrassati grazie agli immeritati proventi delle loro opere mediocri e grottesche. Non ero quindi particolarmente pregno di aspettative quando quella sera, dopo aver ben caricato la mia vecchia radica di tabacco Perique, mi apprestai a leggere le prime pagine di quel così decantato e osannato capolavoro, affilando per bene il mio spirito critico in modo che nessun dettaglio di quell'opera, per quanto infinitesimale, potesse sfuggire alla mia analisi. Cominciai dopo cena e quando i miei occhi, non senza un certo sforzo, riuscirono finalmente a sollevarsi da quelle pagine, notai che la bianca faccia della pendola segnava 1/4 La mia prima reazione fu quella di una stordita incredulità, durante la quale, in modo che mi avrebbe fatto apparire assai sciocco se qualcuno mi avesse osservato, mi guardai attorno quasi non riuscissi più a riconoscere l'ambiente in cui mi trovavo, malgrado fosse mio territorio da oltre 1 mese. Il sentimento che mi pervadeva era quello di essere appena riemerso dal mare, da profondità insondate e gravide di ogni magnificenza. Scoprì che le mie mani fremevano e sotto gli abiti il mio cuore pompava entusiasmo a pieno ritmo. Mai in oltre 40 anni un libro aveva suscitato in me una simile emozione. Avido e famelico al pari di un derelitto posto dinanzi a una tavola imbandita, mi rituffai in quell'avvincente mare di parole, nuotando sotto una superficie di carta e inchiostro, fondendomi con esso, indossando la pelle dei suoi personaggi, sperimentando le loro sensazioni, vivendo e morendo insieme a loro. New York, una metropoli che in quel 1900 minacciava di strappare a Londra il primato di città più popolosa del globo, si volatilizzò intorno a me, salvo poi ricomparire quando mi trovai a fissare le ultime righe dell'ultimo capitolo, con l'alba che sfiorava le finestre con effimere dita di luce grigio-rosa. Tracannai un generoso bicchiere di liquore per far fronte allo sconvolgimento che mi destava cuore e mente. La dirompente meraviglia di quel libro era così intensa da essere quasi un dolore, come se il mio corpo, abituato a emozioni decisamente meno impetuose, non riuscisse a sopportarla o contenerla. Chiusi il volume, fissandone la copertina di pregiata pelle nera, sulla quale le lettere d'oro del titolo scintillavano come stelle in una notte cupa. Il pellegrino delle tenebre, dicevano quelle lettere brillanti, e nel rileggerle il mio muscolo cardiaco già sovreccitato ricevette un'ulteriore scarica di quel terrore misto a piacere che solo le più spaventose e ben narrate storie gotiche sanno ridestare nell'animo umano. Da che la mia memoria ha preso a registrare gli eventi, non ricordavo di aver mai vissuto un panico così sublime, profondo e annichilente. Un sentimento che potesse coinvolgere sia gli strati superficiali della psiche, sia quelli non illuminati dalla ragione, stimolandoli al punto da generare la più limpida paura. Tuttavia siffatto impulso era nient'affatto sgradevole, anzi, generava un sadico giubilo, un tale appagamento sensoriale che mi sarei volentieri ridato alla lettura del romanzo. Confrontandolo con altre mie esperienze ne usciva sempre vincitore, poiché mai, neanche nei miei numerosi viaggi in terre straniere e sovente prive di civiltà, neanche la volta in cui persi il mio più caro amico in una delle più impervie e primitive zone della Grecia, rischiando a volta mia di non far ritorno,
assaggiai un timore così vasto e soverchiante. La mia iniziale idea, ovvero che questo Edgar Tamerlan fosse immeritevolmente incensato da pubblico e critica, ne uscì assai agonizzante. Dovevo, e senza vergogna ammettere con me stesso, quanto mi fossi sbagliato e riconoscere l'assoluta genialità del romanziere. Anzi, la pregiudizievole avversione che avevo nutrito nei confronti di quest'opera fece nascere in me un pesante senso di colpa. Pur non conoscendo il signor Tamerlan, sentivo di averlo ingiuriato. Più calmo, percependo lo sconvolgimento emotivo che mi si andava stiepidendo, posai le mani sul libro e lo avvertii caldo, quasi che la potenza della prosa in esso trattenuta fosse al punto intensa da sviluppare calore. Soccombendo alla voglia che mi cresceva dentro, tornai a leggere il romanzo, svanendo dal mondo quasi materialmente, ingozzandomi di quelle frasi e delle immagini che esse potevano evocare. Quando alcune ore più tardi chiusi il libro per la seconda volta, mi trovai ad ansimare sulla poltrona, gli abiti stropicciati e imbevuti di sudore. I crampi allo stomaco e le labbra riarse mi segnalarono che non avevo né mangiato né bevuto nulla, mentre l'intenso bruciore che mi palpitava negli occhi indicava quanto crudelmente li avessi tenuti impegnati nell'attività di leggere. Dovetti lavarmi e darmi una riassettata prima di uscire a mangiare un boccone. Solitamente il vivace andirivieni di carrozze, biciclette, carretti e rare automobili sapeva distrarmi da ogni pensiero, ma neppure immergermi in quel brulicare di umanità multiforme, spostarmi in quelle selve di cilindri e ampie gonne, poté scostare la mia mente dal pellegrino delle tenebre, alle cui vicende continuai a rimuginare anche durante la cena, al punto che appena uscito dal ristorante non seppi ricordare cosa ebbi consumato. Come mio costume andai al Lionel Club sulla 42esima, un elegante edificio d'angolo dalla facciata in mattoni. Fui accolto dal portiere e raggiunsi una delle salette private oltre la foresteria, dove con altri sfaccendati miei pari, ai quali il denaro aveva dispensato l'onere di dover lavorare, mi dedicai a interminabili partite a poker ben innaffiate di buon cognac. L'asse di rotazione dei nostri discorsi fu immancabilmente proprio lo straordinario romanzo che avevo appena letto. La serata trascorse al ritmo del fruscio delle carte e delle citazioni che a turno pronunciavamo. Non potei fare a meno di notare quanto fosse insolito che un libro di argomenti così tetri e oscuri come quelli che impregnavano le pagine del Pellegrino focalizzasse anche fra l'élite newyorkese, la quale solitamente rifugiva tali amenità per dedicarsi alle vicende finanziarie o politiche. Questo mi dava una chiara visione di come il signor Tamerlan, con il suo racconto, avesse contagiato la società a ogni livello, generando una vera isteria di massa alla quale io per primo non ero estraneo. Ha pubblicato alcuni magnifici racconti per il Graham's Gentleman Magazine, ma a quanto si sa il Pellegrino è il suo romanzo d'esordio, spiegò Arthur Gordon rispondendo a una mia domanda. Egli ed io eravamo buoni amici da ben prima che i miei affari mi facessero lasciare la millenaria Londra per la neonata New York, e fu grazie alla sua influenza che venni accolto nelle grazie del Lionel Club, dove la selezione era assai esclusiva. Un inizio simile garantirà sicuri seguiti, affermai, sbirciando Gordon da sopra il ventaglio di carte che stringevo in mano. Da come scrive, emerge l'impressione che sia un giramondo nostro pari. Tu che ne dici, Art? Che deve aver fatto molte spedizioni all'inferno per trarre una simile ispirazione. Neanche la storia di quello scrittore irlandese, quella del conte vampiro, mi fece tanta paura. Vero, ma tuttavia il terrore che suscita non basta a indurre gli occhi a staccarsi dalle pagine. È qualcosa di sconcertante. Depositai le mie carte sul tavolo. Vorrei sapere come ci riesce. Vuoi darti alla scrittura, Hank? Mi apostrofò Gordon con un ghigno, mostrando le carte a sua volta, con il fare compiaciuto di chi ha la mano vincente. Beh, se te la cavi con la penna come con il poker, ti suggerirei di non sprecare il tuo tempo. Lascia questo mestiere ai tipi come Tamerlan, che siano loro a slogarsi il polso a forza di firmare autografi al Waldorf. Alloggia lì? Domandai interessato, dimenticandomi della mia sconfitta. Si capisce, vecchio mio.
Ieri era nessuno e oggi alloggia in uno dei migliori alberghi della città. Questa è l'America, dopo tutto. Vedremo entro quando la grande mela se lo sgranocchierà fino a non lasciargli più neanche le ossa. Rise con quel suo umorismo cinico e allegro al tempo stesso. Tu l'hai incontrato? Sicuro, e mi sono fatto autografare la mia copia. Che tipo è? Ti dirò, fece Gordon mescolando il mazzo. Non è facile da inquadrare. L'ho visto per poco, è vero, ma solitamente comprendo subito l'indole di qualcuno quando me lo trovo di fronte. E Tamerlan è come il suo romanzo. Affascinante e terribile. Sembra un uomo del tutto ordinario, ma ha qualcosa dell'avventuriero. E anche una strana scintilla nello sguardo. Ma io non me la cavo a parole. Dovresti andare a incontrarlo. Così capirai quello che voglio dire. Quella notte il mio sonno fu un crogiuolo febbricitante di strane visioni nelle quali riconobbi le assurde e terrificanti scene evocate dalla lettura del libro di Tamerlan. Che sensazioni! Nei miei frequenti risvegli unti di sudore, mi chiesi quante persone a New York quella notte stessero provando queste mie stesse ansie. Riconobbi non senza una punta di intimo imbarazzo che c'era più di un che di sensuale in quegli onirici tormenti, quasi che la mia mente fosse accarezzata da succubi esotiche e perverse, consapevoli di ogni mio più sordido desiderio e pronte a soddisfare i miei istinti più bassi e animaleschi. Repulsione ed eccitazione si calibravano nella mia persona. Tuttavia la curiosità mi pervadeva e non appena terminata la colazione, scesi in strada e montai su una carrozza, dando al vetturino l'indirizzo del Waldorf Hotel sulla Fifth Avenue. I miei nervi erano percorsi da un'elettrica eccitazione mentre accarezzavo con la mano il dorso del libro, godendo del contatto liscio della pelle. Oltre il finestrino, il verde del Central Park riverberava in quella mattinata quieta e nulla in quel clima tiepido e benevolo avrebbe fatto presagire la terribile sinistra storia alla quale stavo così innocentemente andando incontro. Mi trovai nell'ombra proiettata dall'imponente edificio in stile rinascimentale tedesco, una profusione di balconi e alcove sottostanti a torrette e abbaini. Sentendomi avvinto da un'impazienza sempre più incalzante, risalì le scale. Non ebbi bisogno dell'aiuto dell'uomo della Hall per capire dove in quel momento il grandioso romanziere stava distribuendo firme. Il ronzante brusio che si diffondeva nell'albergo mi guidò meglio di qualunque indicazione fino a un'ampia ed elegantissima sala da ballo intasata da una nutrita fila di persone, le cui concitate chiacchiere restavano intrappolate fra pareti e soffitti come nugoli di eccitati uccelletti. L'attesa del mio turno fu non poco snervante, considerando che ciascuno di quanti mi precedevano tentava di intrattenersi con il romanziere, dilungandosi in lodi impacciate o critiche auliche. Ogni tanto questi complimenti esacerbavano l'irritazione di chi attendeva, ma gli addetti in livrea dell'hotel, con la loro esperta e garbata autorità, sedavano gli animi e li raffreddavano con bibite offerte dalla direzione. Mai in tanti anni avevo assistito a una simile frenesia nei riguardi di uno scrittore la cui pelle era ancora umida del liquido amniotico dell'oblio. Di quando in quando, ben attento a non perdere il posto che mi ero conquistato, mi sporgevo oltre la fila tentando di dare una preliminare occhiata al signor Tamerlan, ma ciò mi fu sempre impedito dal muro di persone che si paravano fra lui e il mio sguardo curioso. Dopo non meno di 3/4 d'ora, i più lunghi della mia esistenza, finalmente mi trovai di fronte all'uomo che tanta esaltazione stava generando nella già frenetica New York, ed ebbi come l'impressione di essere scudisciato da una frusta. Dapprima pensai che i miei sensi volessero ingannarmi. Doveva essere uno di quei casi in cui i lineamenti di un uomo compongono quasi alla perfezione quelli di un altro, senza che fra i due vi siano legami di sangue. Tuttavia, più fissavo il signor Tamerlan, e più nella mente mi si consolidava quell'idea incredibile e soffocante, tanto intensa che quasi mi piegò le ginocchia. Se il suo volto poteva, per quei giochi del caso, somigliare così tanto a quello che ricordavo, cosa dire in merito alla piccola macchia scura che notai sul lobo del suo orecchio, come se un chicco di caffè vi si fosse attaccato? Era la definitiva conferma dei miei sospetti. Quasi proruppi il nome che urticava la mia lingua dalla voglia di essere espresso, ma con uno sforzo mi controllai.
Sarebbe davvero stata un'imperdonabile mancanza di riservatezza se avessi fatto qualcosa di simile di fronte a tutti. Ricomponendomi più rapidamente che potei, sebbene ancor sconvolto, mi limitai a porgere allo scrittore la mia copia del suo romanzo. «Può dedicarlo a Sir Henry Longfellow?» chiesi, osservando bene il suo volto in cerca di una qualche reazione. Subito non ve ne furono e con delusione guardai il signor Tamerlan sollevare la stilografica per tracciare la dedica. Ma si arrestò un secondo prima che il pennino toccasse la carta. I suoi occhi chiari e celtici scattarono sul mio viso e un'espressione di stupore e comprensione gli distese i lineamenti. Anch'egli, come me, parve sul punto di dire qualcosa, ma poi vi ripensò e scrisse la dedica. Prima di consegnarmi il libro, estrasse dalla tasca della giacca un taccuino, vi annotò sopra qualcosa, strappò il biglietto, lo mise fra le pagine e mi porse il romanzo. «Spero lo abbiate apprezzato, Sir Longfellow», fece Tamerlan condendo il suo tono ossequioso con una punta di ironia. «Immensamente», replicai. «Ma vedo che la realtà sbaraglia qualunque fantasia». «Molto vero», convenne Tamerlan. «Vi auguro una buona giornata, Sir Longfellow». Lasciai spazio a coloro che attendevano alle mie spalle e, ancora fremente per quell'inatteso incontro, mi recai subito al bar del Waldorf, concedendomi un rigenerante bicchiere di whisky e soda. Sorseggiandolo, estrassi dal libro la pagina di taccuino e vi lessi queste parole. «La spiegazione che meriti ti sarà data sabato alle 10 di sera. In nome dell'amicizia che ci univa, non cercarmi prima di quella data e non dire ad alcuno ciò che sai. Confido in te». C'era anche un indirizzo e indicava una zona non distante dal villaggio di Sleepy Hollow. Il drink non bastò a lenire la tensione e quindi decisi che una passeggiata lungo l'artificiale natura di Central Park mi avrebbe aiutato a riordinare le idee. Avvolto nel verde e il ritmo del mio passo, scandito dal ticchettio del bastone da passeggio, lasciai che la mente spaziasse, superando quei limiti temporali dei quali solo la memoria è il lasciapassare. L'uomo che avevo incontrato quel mattino l'avevo visto l'ultima volta 10 anni fa, in circostanze tragiche che molta angoscia mi avevano recato. All'epoca però non si trattava di un astro nascente della letteratura americana di nome Edgar Tamerlan, bensì lo squattrinato rampollo di una casata inglese caduta in disgrazia, tale Edwin Turner. L'amicizia solida e fraterna tra me e Turner si instaurò quando entrambi eravamo giovani. Egli abitava nella vecchia magione di famiglia, accudendo la madre malata di tubercolosi, e tale gravoso compito doveva svolgerlo da solo, poiché non gli erano rimasti neanche i soldi necessari per pagare la servitù. Le finanze dei Turner, male amministrate e peggio scialacquate da suo padre, erano ridotte a uno stato d'agonia, tanto che il figlio era costretto a periodiche vendite dei molti oggetti d'arte che il maniero conservava per poter sopravvivere. Fu proprio per l'acquisto di un pregevole Salvator Rosa che la mia famiglia venne in contatto con i Turner. Mio padre, colpito dalla condizione di miseria in cui versavano gli eredi di una delle schiatte più illustri di Inghilterra, prese a cuore la loro sorte. Umile e dignitoso, il giovane Turner, all'epoca appena 18enne, avrebbe rifiutato quella carità, non fosse stato per le condizioni di salute di sua madre. Fu così che mi trovai con un inatteso fratello, e ciò non fu per me motivo di invidia o malcontento, poiché Turner, più giovane di me di qualche anno, mi vedeva come una sorta di stella polare. Era un tipo industrioso, con il cuore ardente di un poeta, ma con le mani di un manovale. Tutto ciò che la sua mente vulcanica era capace di elaborare non gli riusciva mai di tradurlo in frasi altrettanto maestose, frustrandolo e negandogli l'accesso a quel pantheon di letterati al quale aspirava. Grazie al benessere economico che le rendite di mio padre garantirono a entrambi, egli poté dedicarsi alla scrittura senza doversi curare d'altro, e ogni tanto capitava che qualche sua tentennante poesia o qualche suo traballante racconto venisse pubblicato su un periodico, sovente sotto vari pseudonimi. Ma puntualmente il suo lavoro veniva soffocato da strati di critiche che andavano dall'aspro al sarcastico. Inutile dire quanto questo intaccasse l'orgoglio e i nervi del povero Turner, che per quanto scarso era indubbiamente volenteroso e si dedicava con viva solerzia alla sua passione.
Dal mio canto tentai più e più volte di fargli apprezzare altri aspetti dell'esistenza e quasi sempre riuscivo nell'intento. Il mio miglior argomento erano i viaggi, specie quelli in terre meridionali, dove la vita era così diversa da quella britannica, maturata sotto a un sole perenne e regolata da ritmi più letargici e primordiali. Egli mi seguiva di buon grado in queste peregrinazioni, persuaso che l'immersione in posti nuovi, il contatto con nuove culture e nuove religioni potesse stimolare la pigra musa che sonnecchiava in lui. Nel susseguirsi degli anni fummo affiatati compagni di viaggio nelle riarse regioni della Spagna. Ci crogiolammo al sole delle coste del Marocco, solcammo le acque limacciose del Nilo, amoreggiammo con impudiche fanciulle italiane in ombrosi uliveti, bevemmo caffè speziato in fumosi bazar turchi e ci ubriacammo danzando con comitive di gitani della Romania. A ogni rientro in madrepatria la nostra pelle era un po' più scura, intaccata da cicatrici e inspessita dalle intemperie, mentre i nostri occhi e le nostre labbra erano temprati da colori e da sapori inesistenti nelle grigie e piovose isole britanniche. 10 anni fa partimmo da Southampton a bordo della goletta Grampus diretti a Oriente, allettati dal misticismo classico della Grecia. Vivemmo settimane fantastiche in quel territorio che faceva da porta tra Occidente e Oriente, ancora riverberante della sua gloriosa storia antica. Tuttavia, né le ricche pietanze, né le avvenenti donne mediterranee, né le visite ai templi e alle rovine di antiche acropoli sortirono l'effetto di allontanare da Turner quel pernicioso stato di malinconia derivatogli dal suo perenne insuccesso nella letteratura. Anzi, il fatto di addentrarsi laddove l'arte della scrittura aveva conosciuto la sua forma più sublime e di camminare nella terra che aveva dato i natali ad autori immortali lo riempiva di mestizia. Tentai varie strade per rallegrarlo, persino quella che ci condusse al disastro, anche se non potevo presagire che un viaggio sulle turchesi acque dell'Egeo si traducesse in un tale insieme di terrore e sgomento. Partimmo da un porticciolo dell'isola di Ammuliani e avevamo appena oltrepassato l'isola di Drenia, quando parve che il mare si impennasse sotto lo scafo come ridestato dall'ira di Poseidone stesso. In balia di ondate terribili e inspiegabili, la nostra piccola imbarcazione era stata scagliata di qua e di là, ingovernabile, e così pure le sue sorelle che affollavano quel pescoso tratto marino. Era stato come trovarsi in mezzo a un uragano, e così avrei creduto non ci fossero stati il cielo limpido e l'assenza di vento a smentirmi. Solo in seguito, quando per fortuna ci fu possibile raggiungere la costa, scoprimmo la verità. Un terremoto aveva colpito quella zona, generando onde anomale e radendo al suolo diversi villaggi. Mentre ero sulla nave impazzita, mi ero ferito alla testa piuttosto seriamente, tanto che ero rimasto sulle soglie del deliquio a lungo, destandomi solo a tratti. Pertanto ero venuto a sapere solo dopo diverso tempo, quando ormai ero a terra con altri feriti, che Turner era scomparso. Siccome l'uomo che ci faceva da interprete era anche lui introvabile, avevo vissuto momenti di panico e confusione, sentendomi perduto e isolato dagli altri, che seppur sconvolti potevano avere la consolazione di comprendersi l'un l'altro. Verso sera finalmente avevo avuto la fortuna di scovare qualcuno abbastanza versato nell'inglese da potermi aiutare, e fu tramite lui che avevo conosciuto il destino del mio amico, sbalzato dall'imbarcazione da un'ondata che aveva spazzato la poppa. In quella baraonda infernale era impensabile convincere qualcuno a prendere il mare per cercare il disperso. Scosse piccole e forti ci avevano perseguitato per tutta la notte, terrorizzandoci e dando il definitivo colpo di grazia alle abitazioni miracolosamente sopravvissute al primo sisma. Con le poche risorse a mia disposizione ero rimasto in quei paraggi altri 3 giorni, cercando Turner fra gli sfollati. Alla fine avevo sperato persino di vederlo fra quei corpi inanimati che ogni tanto la marea aveva depositato sulla spiaggia. Ma niente. Pur desolato e con la morte nel cuore, avevo dovuto desistere, e per i 10 anni successivi pensai che il mio più caro amico fosse annegato in quel meraviglioso mare, come il mitologico re dal quale prendeva il nome. E continuai a crederlo fino a poche ore fa, quando lo riconobbi nella persona di Edgar Tamerlan. Ora ogni mia fibra bruciava dall'impazienza di sapere, e sarebbe stata ardua impresa dover attendere sabato per soddisfare la mia curiosità. Per quanto mi sforzassi,
Non riuscivo a capire una sola valida ragione per la quale avesse dovuto tacere al mondo della sua salvezza e cambiare identità. Ancora più grande era il mistero che avvolgeva la sua improvvisa e incredibile abilità letteraria, poiché anche con tutta la buona volontà non potevo affermare che i suoi scritti fossero stati pregevoli, a meno di non mentire spudoratamente. Eppure il libro che mi aveva tenuto sveglio la notte scorsa era l'opera di una mente non solo geniale, ma anche superiore. La psiche di un uomo che sa manipolare le parole usandole al pari di incantesimi per scatenare nei lettori emozioni e sensazioni fisiche. Non sapevo davvero dove avrei potuto attingere la forza di resistere fino a sabato, ma non avevo altra scelta se non quella di attendere che i giorni passassero. L'attesa durante i giorni che mi separavano dal fatidico sabato non mi parve tremenda come quella che si protrasse dal mio risveglio all'orario dell'appuntamento. Trascorsi una giornata infernale, tormentato dalla più sconvolgente curiosità, impossibilitato a rivolgere la mente anche alla più piccola occupazione senza che il pensiero di Edgar Tamerlan mi molestasse. Quali vicende mi sarebbero state rivelate? Quali motivazioni a una scomparsa così immotivata e segreta? Cosa lo aveva tenuto lontano dalla patria, impedendogli persino di mettersi in contatto con me, che rappresentavo quanto di più simile a un fratello avesse al mondo. La sola cosa che potesse dare quello snervante senso d'attesa più terribile di un prurito sorto laddove la mano non arriva a grattarlo fu concedermi alle tetre delizie del pellegrino delle tenebre. Malgrado fosse la mia terza lettura, essa generò in me le stesse sensazioni della prima volta, e altrettanto intense. Non fosse stato per la mia domestica che venne a bussare alla porta dello studio per informarmi dell'arrivo della carrozza, mi sarei addirittura dimenticato dell'appuntamento che avevo così spasmodicamente atteso per tutti quei giorni. Il duraturo bel tempo che aveva caratterizzato gran parte di quel periodo era stato sostituito da nuvole pesanti e da una pioggia che a intervalli spazzava i tetti delle città, riducendole a un brumoso paesaggio bianco e nero. Per gran parte del viaggio mi intrattenni con le mie meditazioni, ogni tanto riscosso dal boato di un tuono o dal barbiglio lucente di un lampo. Senza rendermene conto, case e palazzi erano stati sostituiti da boschi e colline avvolti dalle spettrali nebbie che esalavano dalle scure acque dell'Hudson. Rabbrividii e pensai che non c'era da meravigliarsi che un simile paesaggio avesse ispirato leggende sui cavalieri senza testa e altri fantasmi. Mi domandai se il mio amico non avesse scelto di stabilirsi lì proprio in virtù della fama del luogo. I cavalli che conducevano la carrozza lanciarono nitriti acuti e mi sentii sballottare quando le ruote si arrestarono bruscamente. Nello stesso istante il vetturino urlò qualcosa che non potei comprendere a causa del frastuono provocato dalla pioggia sul tettuccio. Nervoso aprì la portiera e mi sporsi, cercando di decifrare qualcosa in quel buio appena intaccato dalla luce dei fanali. Vidi che la causa del nostro arresto era un uomo che stava inginocchiato nel fango, proprio in mezzo alla strada. Il vetturino era smontato e stava correndo verso il tizio. Io dovetti ritrarmi nella vettura per via della pioggia, chiedendomi che stesse accadendo, avvolto da un sentimento crescente di disagio. Pur essendo avvezzo a ogni ambiente, nessun luogo mi aveva mai restituito tanto istintivo malessere come quel bosco. «Signor Longfellow, chiedo perdono, signore», grugnì, la pioggia che gli rigava il viso. «Non vi dispiace accogliere questo povero uomo in vettura? Sembra uno del villaggio, ma a quanto pare ne ha passate di ogni colore. Deve essersi perso, o sa il cielo cosa». «Fatelo entrare, presto». Un attimo dopo, accanto a me, stava una derelitta figura gocciolante acqua e fanghiglia, tutta un tremito. Poteva avere una 60 d'anni, scarmigliato come se avesse passato gli ultimi giorni a scorazzare nei boschi. «State bene, buon uomo», mi sincerai, mentre il vetturino gli gettava addosso una frusta coperta per riscaldarlo. Il vecchio borbottò qualcosa che doveva essere un debole ringraziamento, ma il suo volto recava l'espressione più depressa e miserabile che mi fosse mai capitato di scorgere in vita mia. Ripartimmo e per tutto il tempo il mio nuovo compagno non fece che sospirare e singhiozzare, e fra quei suoi poveri e tristi versi intesi più volte un nome: Annette. Con tutto il garbo che potei evocare, mi permisi di chiedergli chi fosse tale donna. «La mia bambina. Oh, non la rivedrò mai più».
Ora lo so, rispose. Era di certo un argomento troppo doloroso perché mi andasse di ficcanasare oltre, sebbene la curiosità fosse intensa. Dopo non molto, un barlume di civiltà tornò a comparire. Era la prima volta che mi spingevo così a nord, ma Sleepy Hollow aveva esattamente quel gusto di rustica architettura olandese che in molti mi avevano descritto. Se la serata non fosse stata così tetra e piovosa, sono certo che sarebbe stato un paesino incantevole. Ci fermammo alla prima casa e il vetturino andò a bussare. Ben presto diverse persone uscirono e notai molta concitazione sui loro volti. Affidammo il vecchio alle loro cure, ma ormai quel mistero mi aveva contagiato. Così scesi a mia volta e mi infilai sotto la tettoia della veranda, posando la mano sulla spalla di un rustico giovanotto prima che egli sgusciasse in casa. «Conoscete questo poveretto?» «Sicuro. E Dio vi renda merito per non averlo lasciato al suo destino. Con questo tempo, chissà cosa poteva succedergli», mi venne risposto. «Non sarei un uomo se l'avessi lasciato in mezzo al bosco. Ma ditemi, come mai era così lontano dal villaggio, specie in una simile serata?» «Per cercare sua figlia, la povera Annette. È scomparsa 3 giorni or sono e di lei manco una traccia, signore. Ma entrate, scaldatevi al fuoco e bevete qualcosa. È il minimo che possa offrirvi per la vostra gentilezza». Ero in effetti già in ritardo, ma in ogni zona del mondo è sempre grande scortesia rifiutare un invito. Inoltre quella faccenda faceva un tal solletico alla mia curiosità che seguì il contadino all'interno della sua robusta e umile abitazione. Il gran fuoco che ardeva nel caminetto e il bicchierino di liquore casereccio che mi venne offerto bastarono a farmi gioire di non aver rifiutato l'invito. Al piano di sopra si udiva il trapestio delle donne che accudivano il vecchio. «Informerò la famiglia di Van Dicker e domani lo riporteremo a casa sua», mi spiegò il mio rude anfitrione. «Davvero una fortuna che siete passato. A dire il vero, con il via vai di quelle carrozze di oggi, forse l'avrebbero trovato comunque. Un evento, forse? Beh, dovreste dirmelo voi. Immagino che siete qui per questo. La festa della vecchia magione Van Corler». Il tono dell'uomo, dapprima gentile, si tinse di un accenno di malanimo che però non sembrava rivolto nei miei confronti, quanto alla festa, o più precisamente a colui che l'aveva organizzata. Immaginai, anche se nel biglietto non ne aveva fatto menzione, che Tamerlan fosse l'ideatore di tutto ciò, e questo mi lasciò confuso. «Ma questa ragazza scomparsa», ripresi, cambiando il discorso, «non avete informato la polizia?» «Venne un ispettore già la prima volta, ma non...» «La prima volta?» «Purtroppo Annette Van Dicker non è la prima delle nostre brave ragazze a essere scomparsa, signore. La figlia dei miei vicini, Doris, è sparita già da 2 mesi e sorte identica è accaduta a Bridget Visser 2 settimane fa. Terribile, terribile e strano», concordò cupamente egli, fissando le fiamme. «Signore, mi sembrate una persona importante giù a New York e vi metto al corrente di questo nella speranza che forse, data la vostra influenza, possiate in qualche modo aiutarci, far conoscere l'angoscia nella quale da tempo viviamo». Il mio ritardo si stava facendo più corposo, ma ancora una volta l'interesse e la mia naturale propensione ad ascoltare le richieste d'aiuto si allearono facendomi accomodare sulla poltrona che il signor Mulder, così si presentò il padrone di casa un attimo dopo, mi indicò. «Voglio che sappiate», esordì serio Mulder, «che non abbiamo subito gli eventi passivamente e che ci siamo attivati per cercare aiuto, ma quando abbiamo esposto i fatti così come essi sono accaduti, siamo stati irrisi e accusati di essere superstiziosi. Le scomparse in sé per sé sono davvero terribili, ma non susciterebbero così tanta preoccupazione se non fossero state annunciate da avvenimenti molto inquietanti». Notai che era molto serio nel parlarmi di queste cose e anche molto agitato. «Tutte le ragazze di cui vi ho parlato appartengono a buone e onorabili famiglie, tutte timorate di Dio, e mai hanno mostrato comportamenti insoliti fino a pochi giorni prima della loro inspiegabile scomparsa». «Quali comportamenti?» «Erano agitate, signore, molto, molto agitate. Si distraevano durante il lavoro o davano a intendere di essere immerse in pensieri profondi. Spesso le si vedeva con lo sguardo perso oppure intente in passeggiate che non avevano meta». «Da come le descrivete, signor Mulder, pare che le fanciulle avessero i sintomi di un innamoramento», giudicai. Mulder annuì, ma il suo fare era grave. «La nostra stessa conclusione, signore.
Ma questi atteggiamenti li mostrarono simultaneamente? Oh, niente affatto. Ognuna ne fu colpita solo poco prima di sparire. A ogni modo, se davvero le loro ansie erano date da questioni di cuore, non fu possibile arrivare al nome dell'uomo capace di turbarle, cosa già insolita. La nostra comunità è piccola, gli ultimi a capire che fra i due c'è del tenero sono appunto i diretti interessati, se comprende quel che intendo, signore. Annui e feci segno di proseguire, sempre più turbato e affascinato da quella storia. Purtroppo i sintomi delle tre giovani andarono peggiorando e divennero qualcosa di... che Dio mi perdoni, di diabolico. Si risvegliavano urlando in piena notte, in preda a strani deliri. A destare più preoccupazione era lo strano misto di terrore e lussuria che parevano mostrare negli atteggiamenti. Nessuno, neppure padre Brant, riuscì a farsi dire cosa le sconvolgesse. Si chiudevano in ostinati mutismi o cadevano vittima di stati isterici fino a farsi venire le convulsioni. Era chiaro che questo resoconto ridestava in Mulder forti emozioni, poiché dovette interrompersi e tergersi il sudore dalla fronte. Di loro, solo la più giovane e ultima a sparire, Annette, accennò a qualcosa, ma erano frasi prive di senso riguardo a un capro danzante che le suonava serenate. Per fortuna, sono finiti i tempi in cui la gente veniva impiccata per stregoneria, o a Sleepy Hollow ci sarebbe stata una strage. Non potete capire, signore, la paura che abbiamo provato e che tuttora ci perseguita. Ogni famiglia trema e si chiede quale altra fanciulla cadrà vittima di questa inspiegabile forma di pazzia. Le indagini svolte a che conclusione hanno condotto? Che le tre ragazze di loro iniziativa si siano allontanate di notte dalle proprie case, abbiano preso la via per il bosco e da lì non siano più uscite. Questo lo hanno testimoniato le loro tracce, eseguibili fino a un certo punto. Ma oltre, niente. Avete segugi, cani da caccia, i migliori del circondario, signore. Ma il loro intervento è stato vano. Dapprima seguono la pista e poi vengono colpiti da paralisi, da un panico così intenso da indurli a rannicchiarsi e tremare. Uno di loro non si riprese più e le sue condizioni erano a tal punto pietose che al padrone non restò altro che abbatterlo. «Perdio, ma è orribile!» proruppi sconvolto e incredulo. «E non si venne a sapere d'altro? Niente accomuna quelle sventurate a parte la loro fine?» «Niente, signore. Eccetto che...» Ma qui il signor Mulder esitò e nel suo sguardo vidi comparire incertezza e imbarazzo. «Ebbene, parlate», lo incalzai più gentilmente che potei. «Se volete il mio aiuto non dovete tacermi nulla, anche quel che può sembrarvi sciocco. Signore, a dirla tutta non so quanto ciò che sto per dire vi piacerà. Buon Dio, finora non avete detto nulla che mi sia piaciuto. Intendo dire che certamente voi conoscete lo straniero che da poco risiede nella vecchia magione Van Corlear. Forse sarete persino amico suo. Parlate di Edgar Tamerlan, lo scrittore? Precisamente. Non capisco allora quale sia il punto. Oh cielo, non sospetterete certo che... No, o meglio, vedete, a nessuno è sfuggito il fatto, perché di un fatto si tratta, che Doris sia scomparsa meno di 3 settimane dopo l'arrivo di quest'uomo. No, vi prego, non arrabbiatevi, siete stato voi a dirmi di parlare. Lungi da me o da chiunque a Sleepy Hollow accusare qualcuno, specie senza reali prove. Però se ci fosse un'inchiesta, se il mistero fosse svelato, oppure se le spoglie delle 3 povere ragazze venissero restituite all'affetto dei loro cari, anche le dicerie sul conto del vostro amico, certamente innocente, si dissolverebbero. Questo è il punto, signore. L'impeto di rabbia che le parole del signor Mulder mi avevano fatto sorgere non poté manifestarsi com'era nelle mie intenzioni. La persona di fronte a me era realmente spaventata e questo, unito alla naturale tendenza delle comunità chiuse e piccole a diffidare dei forestieri, aveva certamente fertilizzato chissà quali voci infondate su Tamerlan, complice il tempismo malefico che aveva fatto coincidere il suo arrivo con quelle tragiche sparizioni. «Conosco il signor Tamerlan da anni», dichiarai senza astio, «e garantisco personalmente per lui e per la sua condotta indefessa. Ma avete ragione. Se voglio che la sua reputazione resti immacolata, dovrò attivarmi per venire a capo di quanto accade qui, o fare in modo che qualcuno di competente se ne occupi». Il signor Mulder fu così felice di sentirmelo dire che, ne sono certo, solo un'intensa forza d'animo gli impedì di gettarmi le braccia al collo
ma nella stretta di mano che mi elargì percepì tutta la sua gratitudine. Quando montai in carrozza ero piuttosto scombussolato. Di colpo mi sentivo precipitato in uno dei terribili racconti di Washington Irving. Tutto era così fantastico e grottesco che la parte scettica e guardinga di me stesso si chiese se ciò che avevo appena ascoltato non fosse che una burla. Forse il vecchio che avevo soccorso altri non era che l'ubriacone del paese, avvezzo a smarrirsi nel bosco, e Mulder aveva deciso di sfruttare l'occasione per prendersi gioco di un cittadino newyorkese credulone. Certo, poteva trattarsi senz'altro di questo, non fosse che il vivido terrore nello sguardo di Mulder era autentico e non simulazione. Uomini come lui, rustici e nati con i calli alle mani, non hanno la finezza di emulare un sentimento, non così bene, e non sono facili alla paura, a meno che questa non li sconvolga nel profondo. D'altro canto, l'ipotesi di Mulder che il mio amico potesse in qualche modo essere coinvolto nelle sparizioni mi irritava e stupiva. Forse più per il fatto che in parte io per primo non potevo sapere se corrispondesse a verità. Avevo garantito per Tamerlan, vero, ma vero era pure che fino a pochi giorni fa pensavo che egli fosse morto in Grecia e da 10 anni di lui non se ne sapeva nulla. Da inquieto e incompetente imbrattacarte era mutato in genio dei romanzi gotici. Era quindi possibile, per quanto agghiacciante, che pure la sua indole fosse cambiata da malinconico sognatore a spietato barbablù. Fu con una devastante confusione mentale che mi trovai di fronte alla grande, antica magione dove Tamerlan alloggiava e sperai che una lunga e approfondita chiacchierata con lui avrebbe dipanato ogni mio dubbio e sciolto le mie ansie. La carrozza sorpassò un ponte sotto al quale un fiume lambiva minacciosamente gli argini, ed ecco che mi trovavo di fronte a un edificio imponente, le cui mura di pietra erano traforate da finestre luminose. Giudicai che la struttura doveva essere stata edificata nel tardo Seicento e, sebbene sicuramente ampliata e restaurata, manteneva quello stile olandese che contraddistingueva l'intero villaggio. Sceso dalla carrozza, affrettai il passo, attirato dalla musica di violini che filtrava attraverso il portone. Una volta dentro, rinfrancato dal calore e dal vociare di gente allegra, provai un gran senso di imbarazzo per il mio ritardo di quasi un'ora. Pochi passi ancora e mi trovai al cospetto di diverse persone in abito da sera, ognuna con un bicchiere in mano. Attorniavano una figura alta e svettante che riconobbi con un tuffo al cuore. Edgar Tamerlan, alias Edwin Turner, la cui presenza ancora mi frastornava. Girò subito la testa riccioluta verso di me e mi raggiunse. Per la seconda volta mi chiesi se quest'uomo non fosse che un simulacro e non il vero Turner. Benché praticamente identico nell'aspetto, il suo corpo irradiava l'energia di una personalità per niente sovrapponibile a quel che mi ricordavo di lui. Il tipo ossequioso, timido e malinconico era diventato un personaggio spavaldo, dal sorriso smagliante e gli occhi vivaci. Era alto come ricordavo, e mi parve che la sfumatura d'argilla del suo viso non derivasse dalla bronzatura, ma dal vero colore del suo incarnato. Anche i folti ricci bronzei e la barba lucente erano una novità, una nota virile in un viso che ricordavo invece imberbe e delicato. Persino la stazza era cambiata. I suoi abiti eleganti erano imbottiti di membra nerborute e frenetiche, diverse da quelle che componevano il suo corpo da airone di un tempo. Il suo aspetto, così inaspettatamente mediterraneo, contribuì ad alimentare la mia sorpresa, oltre al dover constatare quanto strana fosse l'espressione che gli ardeva nello sguardo e fulgeva nel sorriso. Un'euforia sorniona che mi contagiò, facendomi sentire subito in vena di festeggiare, ma che allo stesso tempo penetrò in me con un moto d'ansia, quasi di vero panico, come se mi stesse venendo incontro non un essere umano, bensì qualche mostro. «Sir Longfellow, ben arrivato!» Mi salutò con gioia, afferrandomi la mano. Rabbrividì per l'effetto di quel duplice e contrastante senso di felicità e terrore che quel contatto mi instillò, o anche nel sentire quanto robusta e calda fosse quella mano.
Sapevo che 4 gocce non avrebbero impedito a un così prode viaggiatore di unirsi alla nostra festicciola. Forza, qui ci vuole del vino! Fra l'esultanza generale mi trovai fra le mani un calice colmo del vino più delizioso che le mie labbra avessero mai assaggiato, nel quale sembrava di gustare i raggi di sole che avevano contribuito a far maturare i grappoli dai quali era stato ricavato. Era anche incredibilmente forte, 2 o 3 sorsi e già avevo gambe molli e volto in fiamme, sorte che, a quanto osservavo, toccava pure a coloro attorno a me. Uomini e donne ridevano e si sussurravano vicendevolmente all'orecchio, oppure raccontavano i fatti loro a voce alta, gesticolando come italiani. Anche le pietanze disposte sul tavolo erano uno spettacolo piacevole e inusuale per quella zona. Sembrava che tutto fosse arrivato da qualche isola greca. Ciò ridestò in me l'avvenimento lontano che mi aveva separato da Tamerlan e fece risorgere la curiosità in proposito. Ciononostante quel clima ebbro e felice mi coinvolse a lungo, obbligandomi ad accantonare i miei intenti per diverse ore. La spontaneità che tutto ciò suscitò in me, facendomi conversare con perfetti estranei e trovarmi spesso a ridere sguaiatamente con loro, non mancò di deliziarmi e stupirmi. Gli argomenti che intrecciavamo avrebbero dato scandalo in qualunque ricevimento, ma noi, resi impudichi da quel vino e dalla presenza del padrone di casa, non ci facemmo scrupoli. Per tutta la sera ci scambiammo aneddoti intimi, storielle oscene, barzellette sconce e indovinelli che avevano come soluzione questo o quell'altro organo del piacere. Per il gran ridere ero tutto indolenzito e la presenza di donne altrettanto libertine mi eccitava costantemente. Ogni tanto, ricordando la ragione per la quale mi ero recato lì, tentavo di approcciarmi a Tamerlan, ma egli non era mai solo e aveva attorno a sé la maggioranza delle donne presenti che lo abbracciavano, giocavano con la sua barba e gli si strofinavano addosso senza pudore. Non ricordo chi di noi si sbarazzò per primo degli abiti e non ricordo neanche cosa accadde in seguito con precisione. D'improvviso la nostra baraonda divenne un rituale dionisiaco, un liquido sogno di mutevoli, eccelse, violente sensazioni. Di tanto in tanto la razionalità gridava dentro di me, cercando di farmi notare come tutto ciò fosse spaventoso, ma subito altri istinti più bassi la soffocavano. Correvamo per le stanze, rincorrendoci, nascondendoci, attuando giocosi agguati, ridendo e urlando, svincolati da ogni forma di rigore e morale, schiavi del piacere. La cosa che più di tutte mi rammento di quell'esperienza fu il corpo nudo di una donna le cui forme lunari e pingui rassomigliavano le fertili colline della Venere di Botticelli. Le sue labbra sapevano di miele e i suoi folti capelli neri spargevano l'aroma di un campo di fiori. Ci consumammo l'un l'altra, e con altri ancora, senza capire dove finisse il nostro corpo e dove iniziasse quello altrui. Dalle nostre bocche eruttavano parole in lingue antiche che non sapevamo di conoscere, evocate dallo stridulo e bucolico suono di un flauto che volteggiava attorno, spargendosi da una figura atroce e terrificante, la cui forma grottesca e innaturale, certamente frutto della mia fantasia sovreccitata dal vino, per fortuna non conservo nella memoria. Tutto divenne dapprima confuso, poi nebuloso, infine buio. Ho ricordi vaghi, forse incubi, nei quali qualcosa si muove rapido sotto lo scrosciare della pioggia, prorompendo in versi lugubri, prolungati e profondi. Al risveglio i pensieri dentro il mio cranio erano come cocci di vetro che mi laceravano a ogni movimento. Steso in quel letto non mio, al centro di una stanza che non riconoscevo, mi domandai tra il frastornato e il terrorizzato cosa avessi vissuto quella notte. Ero stato come trovarsi fra le pagine del Pellegrino delle Tenebre, sperimentare di persona sulla mia stessa pelle le visioni eccitanti e spaventose che la lettura di quel volume mi aveva fatto vivere nei sogni. Sul comodino, poggiati su un vassoio d'argento, c'erano una brocca colma di latte e molta frutta, più una busta che, una volta aperta, conteneva un biglietto scritto da Tamerlan. Mi informava che se ancora desideravo una spiegazione, sarebbe stato felice di fornirmela dopo colazione. Così, affamato come non mai, mi abbuffai di quella frutta e vuotai quasi del tutto il bricco del latte.
Non trovai i miei abiti nella stanza, ma trovai una sontuosa veste da camera ben ripiegata, indossata la quale uscii nel corridoio. Lì, seguendo una musica malinconica e flautata, arrivai a una porta socchiusa alla quale bussai. Quando ricevetti il permesso, entrai e di colpo fui in un ambiente del tutto diverso, dominato da seriche tappezzerie ricchissime, trattenute ogni tanto da cordoni per lasciar scorgere oggetti appesi alle pareti. Ovunque riecheggiava l'eleganza della Grecia antica, che si mostrava in crateri, in ceramiche decorate, in chilix e anfore. Statuette raffiguranti sileni e ninfe affollavano le mensole, mentre una grossa raffigurazione di Priapo faceva bella mostra di sé torreggiando impudicamente sopra il caminetto. Tamerlan gonfiò le gote, facendo trillare le ultime struggenti note dalla doppia canna del suo flauto, prima di posarlo sulla scrivania e fissarmi. «Buongiorno, Henry», mi salutò in modo confidenziale. «Dormito bene?» Mi sedetti sulla poltrona, respirando lentamente l'aria di quella stanza impregnata di un odore strano, muschiato e vagamente acidulo, come il mosto. Era attraente e sgradevole al tempo stesso, al pari del sorriso che balenava fra la barba di Tamerlan. «Cos'è successo ieri notte?» «Di questo parleremo poi. Credevo avessi curiosità più impellenti da soddisfare. Ti chiederai dove io sia stato e cosa abbia fatto in questi 10 anni». Confermai con un cenno del capo, non sapendo di preciso cosa mi stregasse di più, se il morbido suono del suo tono di voce o l'odore che emanava la sua pelle. «Immagino che tu, come tutti, mi abbia creduto morto affogato. In effetti, sono morto davvero. Ma poi sono rinato. Spiegati, Edwin. O preferisci che ti chiami Edgar?» «Indifferente. Nessuno dei due nomi è mio». «Cosa?» «Le onde mi trascinarono lontano», disse Tamerlan, ignorando la mia perplessità. «Sopravvissi solo afferrando una botte persa da qualche nave, ma il mare mi trascinò via. Restai in mezzo al mare per un giorno intero, temendo che le forze mi abbandonassero. Non ricordo il momento in cui la botte raggiunse le coste del promontorio, ma la lunga esposizione al sole mi provocò una terribile confusione mentale. Forse, se così non fosse stato, non avrei mai messo il piede sopra quella vipera acciambellata sulla pietra». Il suo strano terribile ghigno ricomparse. Io mi sentii raggelare, anche se non era un'espressione aggressiva. Anzi, era piuttosto benevola. Solo allora mi accorsi di qualcosa di bizzarro nei suoi occhi. Erano azzurri, ma quello destro presentava un'intaccatura scura nell'iride. Il veleno agì in fretta. Mi venne la nausea, soffrii per i dolori e ben presto mi accasciai al suolo, convinto di essere prossimo alla morte. Così fu, per certi versi. La mia esistenza come Edwin Turner terminò allora e ne iniziai una nuova. Una che valeva davvero la pena di essere vissuta. «Non ti capisco. Di cosa stai parlando?» «Furono i monaci a trovarmi, vedi? Ero approdato senza saperlo sulle sponde di Monte Athos, quel sacro luogo da secoli adibito alla preghiera e alla meditazione. Venni condotto al monastero Grande Lavra, dove l'esperienza erboristica dei calogeri, ovvero dei monaci, mi salvò dal veleno. Tuttavia, ero debole e non potevo rimettermi in viaggio, quindi rimasi lì, assaporando la quiete e la solitudine di quel luogo, scandito da regole antichissime. Perché non sei tornato una volta ristabilito?» «Tornare a cosa? A una vita di fallimento e di derisione? Tornare alle mie strenue battaglie contro un estro artistico atrofizzato per offrire nuovamente il mio nome al ludibrio?» rispose accalorandosi, gli occhi scintillanti della rabbia più spaventosa che avessi mai visto. «No, amico mio, so di averti recato un dolore intenso facendoti credere di essere morto, ma non volevo tornare a quei tormenti. Il terremoto, la mia avventura in mare, il morso del serpente erano segni. O così li interpretai. Dovevo restare lì, fare di Monte Athos la mia dimora, vivere in silenzio, meditazione e preghiera, come i monaci. Non servì conoscere il greco, feci capire all'igumeno le mie intenzioni con i gesti, con la pura espressione del mio desiderio.
Il consiglio dei monaci si radunò e stabilirono che sarei diventato un dikmi, un novizio. Perché non spedisti mai una lettera? Anche se avevi preso una tua decisione, perché preferisti non farti vivo? Perché il mio isolamento doveva essere totale. Così avevo deciso. Mi sarei purgato del mio passato, della mia vita e persino degli amici, per quanto doloroso. Per i primi 5 anni volevo sinceramente lasciarmi tutto alle spalle, vivere lì e venire sepolto nel cimitero del monastero con gli altri confratelli. Ma poi la voglia di scrivere tornò. Il vecchio tossico desiderio di rendermi celebre con l'arte che sentivo mia. Strinse i pugni fino a farsi spiancare le nocche, quasi che quel ricordo gli provocasse dolore. Lo combattei con tutto me stesso, mi punivo quando ci pensavo, digiunavo, meditavo, mi rinchiudevo in grotte buie. Ho sofferto come nessun altro uomo. Poi conobbi lui, l'anacoreta della montagna, che scendeva una volta al mese con la luna piena al Grande Lavra, con il suo... Si irrigidì, avvolgendo le mani attorno a una delle coppe decorative sullo scrittoio, con tanta forza che l'oggetto si frantumò con un colpo secco, facendomi sussultare. «Buon Dio, ti sei ferito? Stai sanguinando!» «Solo un graffio. Guarirà», tagliò corto Tamerlan ansimando. «Continua, allora. Parlavi di un anacoreta che giungeva al monastero. Un uomo del tutto trascurabile», fece con un'alzata di spalle. Forse fu per non finire come lui, mangiato dalle pulci e ammattito dalle privazioni, che decisi di lasciare quel posto. «Percepisco stupore, mio caro Henry, lo comprendo. Tutti quegli anni a vivere da monaco in uno sperduto santuario greco, tentando di dimenticarmi del mondo e fare sì che il mondo dimenticasse me, per poi tornare e diventare celebre a New York, la Babilonia d'America. Com'è stato possibile tutto ciò, Edwin? Ho letto il tuo romanzo e non c'è parola che io conosca che possa rendergli giustizia, ma questo mi spaventa. Possibile che un mediocre scrittore sia capace di produrre qualcosa di così fantastico e sconvolgente? Me lo chiedo sovente e mi rispondo che l'esperienza vissuta a Monte Athos, più tutte quelle che seguirono il suo abbandono, animarono finalmente la mia musa. Forse necessitavo di emozioni davvero estreme per poter scrivere qualcosa che valesse la pena di essere letto. Dal suo tono intuivo la menzogna sotto quelle spiegazioni vaghe e di comodo. Perché non voleva essere sincero? «So che sei tu, Edwin, ma allo stesso tempo è come parlare con un estraneo», mormorai con un filo di voce, non sapendo quale emozione mi dominasse, se lo stupore o la paura. «Ti ricordo timido e chiuso, mentre adesso organizzi...» «Cosa?» «Non lo so, davanti a Dio non lo so. Non so cosa è successo ieri notte». «La domanda giusta non è cosa sia accaduto, ma se è stato piacevole. Lo è stato, Henry?» «Io non lo so, forse...» «Puoi guardarmi in faccia e dirmi che non l'hai apprezzato?» Non potei farlo, non a costo di mentire. Però aggiunsi, se c'è stato piacere, allora c'è stata anche la paura. Lui ghignò quasi sadicamente. «Ebbene?» disse e aggirò lo scrittoio venendomi incontro. «Che c'è di così orribile nella paura? Il terrore, il panico. Ah, che termini gustosi! Senti come suonano in bocca, il loro sapore che supera quello del vino. Panico! Quale emozione grande quanto questa, il cui potere inebria tutta l'anima!» Era così vicino che avremmo potuto baciarci e mi sentivo nauseare dal suo odore intenso e soffocante, un miasma acidulo e dolciastro, animalesco. Continuavo a pensare che quello non era Edwin, che fosse un impostore, una persona identica nell'aspetto ma di indole diversa. E in quella, con la coda dell'occhio, notai qualcosa alla parete. Il riflesso in un ampio specchio. Prima che la mia mente potesse comprendere quel che i miei occhi videro, Tamerlan scattò di lato e coprì lo specchio con un drappo, prima di sospingermi con ferma gentilezza verso la porta. «Hai vissuto troppe emozioni ieri notte.
Avrei dovuto metterti a parte di quanto avevo organizzato qui, ma pensavo che se l'avessi saputo non saresti più voluto venire e io ci tenevo moltissimo a rivederti e spiegarti le mie ragioni. Edwin, c'è ancora molto che devo... Prima riposerai un altro po'? Sei visibilmente provato. Non potei dire o fare nulla per impedirgli di condurmi nella stanza in cui avevo trascorso la notte, anche perché, in effetti, mi sentivo davvero addosso i pesanti strascichi degli ultimi eventi. Come mi sdraiai a letto, mi addormentai profondamente. Mi risvegliai che era quasi l'ora di cena e mi sentivo molto affamato. In sala da pranzo mi aspettava un banchetto degno di un presidente, con Tamerlan che versava il vino in 2 antichi Kilix decorati. «Spero che il compenso che sborsi al tuo cuoco renda giustizia alla sua cucina», commentai sedendomi a tavola pieno d'appetito. «Nessun cuoco, tutto quel che vedi l'ho preparato con le mie mani. Non apprezzo l'andirivieni dei domestici e degli inservienti», proseguì il mio anfitrione. «Il mio estro risente grandemente dell'invasione del mio territorio. Inoltre, non credo che la brava gente di questo villaggio avrebbe volentieri prestato servizio qui. Ho idea di non andargli a genio». «Veramente ti ritengono responsabile della sparizione di 3 ragazze?» «E dire che ho persino dato loro il mio aiuto a cercarle tutte e 3 le volte. Del resto non dovrei stupirmene, sono uno straniero infiltrato nel loro piccolo ovile. È del tutto naturale che mi reputino un lupo. Ma ora basta con queste chiacchiere, assaggia la moussaka. L'ho preparata secondo una ricetta molto antica». Era tutto indicibilmente squisito e ciò mi fece in buona misura scordare le mie ansie. Inoltre, notai che il carattere di Tamerlan sembrava accostarsi maggiormente a quello dell'uomo che conoscevo un tempo, seppur corretto dalla mascolinità conferitagli dalla barba e dalle emozioni più istrioniche. Mi intrattenne suonando l'aulos e cantando con un'incredibile padronanza del greco. Colmò inoltre alcune lacune della sua storia, facendomi sapere che in seguito all'aver lasciato Monte Athos, dopo 5 anni di vita monacale, aveva trascorso gli altri 5 girando per l'Europa, affinando le sue acerbe ma promettenti capacità di scrittore. Questo gli permise di raccogliere nel corso del tempo una discreta fortuna, garantendogli una vita sempre più agitata. Ogni tanto la sua nuova personalità prorompeva, manifestandosi in risa tonanti, storie lascive ed espressioni sardoniche. Riguardo all'avvenimento della notte precedente, al quale ero stato coinvolto più o meno senza saperlo, mi spiegò che era solito organizzare, da che il suo benessere fiscale glielo aveva consentito, quelle che definiva notti sileniche, invitando persone che colpivano il suo interesse, conosciute in ambienti altolocati, e che gli parevano in cerca di svaghi intensi con i quali scrollarsi di dosso la banalità della vita. «Ho vissuto cose straordinarie la scorsa notte», dichiarai porgendogli il bicchiere affinché potesse versarvi il raki. «Se ci ripenso, ancora non capisco dove finisse la realtà e dove iniziasse il sogno. Che vino hai servito per darci simili emozioni?» «Un tipo particolare, miscelato a sostanze ancora più particolari. Ma in realtà i suoi effetti sono davvero miseri. Una fiammella. Il combustibile era già dentro voi. Ogni uomo ha un animo selvatico che tenta di domare e intrappolare in una ragnatela di tiranniche regole e assurde convenzioni. Norme che lo annullano, che gli sottraggono la felicità dell'agire spontaneo e istintivo. Se prendessimo a modello la genuinità degli animali, il loro agire in forza dei ritmi e delle voglie più semplici, allora potremmo vivere la vita per ciò che è in realtà, senza maschere o ipocrisie». Fu un discorso breve, ma declamato con una tale sincera passione che mi sentii infiammare, quasi desiderando di seguire il suo modello di esistenza, spogliarmi dei limiti sociali con la naturalezza che mi aveva indotto a spogliarmi degli abiti la notte prima, giacendo più e più volte con la donna della quale ancora serbavo l'inebriante profumo. Ma a tali propositi si sovrappose anche il lato spaventoso. Quelle fuggevoli visioni, quella strana e innaturale sagoma che si contorceva selvaggia al suono del flauto. «Perché rifiuti la paura?»
domandò Tamerlan, come leggendomi dentro. Cos'è successo ieri notte? Lo sai già, hai vissuto in prima persona con me e con gli altri. Ho visto cose strane e spaventose. O forse quel che hai visto non era che la forma del tuo senso di colpa e di vergogna, il distillato che anni di educazione e perbenismo ti hanno inculcato a forza, nel vano e sadico tentativo di reprimere l'animale che c'è in te e che ieri hai voluto liberare dalle pastoie. C'era qualcun altro, uno strano uomo che suonava il flauto. Chi era? Non fare domande di cui non sopporteresti la risposta. Il panico frenò altri miei quesiti, unito alla greve sonnolenza indotta dal molto cibo e dal troppo bere. Solo vagamente sentì Tamerlan dirmi che l'indomani una carrozza mi avrebbe riportato a New York e non appena mi trovai in stanza, caddi in un sonno profondo e inquieto, fremente di strane visioni che danzavano alla stridente melodia di un flauto. Ogni tanto versi rauchi, terrificanti e profondi mi gettavano in abissi di ansia, ma neanche in quei momenti la mia mente capiva se ero desto o ancora imbozzolato nel sonno. Chi stava urlando? Di chi era la voce piangente e disperata che rimbombava come quelle delle anime prigioniere dell'Ade? Una voce supplicante, una voce che un tempo conoscevo, così dolce, così priva di nervo, confinata in una perpetua adolescenza. Pregava, chiedeva pietà, ma nessuno gli rispondeva, nessuna voce replicava. Poi altri suoni, altre voci, risate cristalline di femmine in amore, fatue e riecheggianti, un girotondo di ninfe in estasi amorosa, il soffice tonfo dei loro piedi nudi e lievi inseguito da un rumore secco e imperioso, un suono di zoccoli, pensò la mia mente delirante mentre un turbine di sogni mi precipitava nell'oblio. Era già mattina inoltrata quando riuscì a schiudere le palpebre, appesantito da una fiacchezza insolita che venne scacciata dall'abbondante colazione lasciata sul comodino, che come la volta precedente consisteva in frutta e latte fresco. Trovai i miei abiti puliti, spazzolati e ben ripiegati sulla sedia. Li indossai e uscii dalla stanza. Edgar Tamerlan mi attendeva nel salotto e notai subito quanto lo spicchio bruno che intaccava la sua iride azzurra fosse cresciuto. Il risultato di un'infezione, minimizzò lui, sorridendo del mio sconcerto. La carrozza ti attende oltre il cancello. Mi auguro che il turbamento vissuto in casa mia non abbia eroso la nostra amicizia, caro Henry. Non seppi come replicare e mi parve di cogliere una traccia sorniona, quasi di presa in giro, nelle sue parole. Provai un gran sollievo quando finalmente la carrozza mi ricondusse fra i palazzi e le botteghe, con il silenzio delle colline che veniva pian piano colmato con il caotico e disarmonico vociare umano. Non riuscivo a togliermi di dosso l'impressione di aver vissuto un sogno, uno stato alterato di coscienza come quelli indotti dall'oppio. Tutto era così vago e fumoso nei miei ricordi. La ripresa della mia routine servì a restituirmi lucidità. Nei giorni seguenti evitai di ripensare a Edgar Tamerlan con la più scrupolosa solerzia, sebbene, specie quando stavo per addormentarmi, strane visioni mi visitassero, approfittando delle mie difese mentali abbassate, torturandomi tanto con il piacere quanto con il terrore. Non potei fare a meno di recarmi un paio di volte in biblioteca, cercando libri che trattassero di quel misterioso angolo di mondo che va sotto il nome di Monte Athos. Trovai che questo luogo assai particolare conteneva una ventina di monasteri ortodossi, ma vi erano anche realtà più eremitiche, come i numerosi anacoreti che vivevano rifuggendo ogni sorta di contatto con altri uomini, a parte che in certe rare e particolari circostanze. Inoltre, mi stupì molto apprendere che a Monte Athos era fatto divieto assoluto di ingresso alle donne, regola che veniva persino estesa ad animali di sesso femminile. Sembrava che questo obbligo restrittivo si fosse reso indispensabile per mantenere il rigore e la capacità meditativa dei monaci.
Ma più che questo non mi riuscii di apprendere pertanto se il mio amico durante il suo soggiorno aveva subito un qualche mistico sconvolgimento mentale. Era una cosa per me oscura. Al Lionel Club un po' tutti si avvidero del mio stato ansioso e per quanto desiderassi sfogarmi, preferì tacere la strana e oscena esperienza che avevo sperimentato. Per fortuna nessuno si concentrò eccessivamente sul mio disagio, perché proprio allora un nuovo membro del gruppo, entrato recentissimamente, catalizzò l'attenzione generale in quanto novità del momento. Già facente parte del club inglese gemellato al Lionel, si trattava di uno spilungone dallo spiccato accento irlandese di nome John Valdemar, la cui famiglia si era arricchita con l'importazione di nitrati dal Perù. Non era un tipo degno di nota e di certo non mi sarebbe interessato, non fosse stato per una sua patriottica vanteria sul piano letterario, nella quale affermava che per quanto l'ormai famoso Pellegrino delle Tenebre fosse da considerarsi una pietra miliare, almeno per quanto concerneva la letteratura americana, era fatto indiscutibile che il De Profundis, opera di Evan Tanurin, lo superava senza eccessivi sforzi. Tale affermazione diede vita a un dibattito al quale non diedi contributi, avvinto com'ero in certi ragionamenti fomentati da quanto questo signor Valdemar diceva a proposito del romanzo. Quando il trambusto si fosse dato, feci in modo di restare da solo con Valdemar, chiedendogli se avesse per caso con sé una copia del De Profundis, e alla sua affermativa risposta gli chiesi se gli fosse spiaciuto prestarmelo. Fu così che il giorno dopo mi recai all'abitazione di Valdemar, non distante dal Bryant Park, ed egli, forse colpito dal mio interesse, mi invitò persino a pranzo. Ne approfittai per investigare sull'argomento che mi stava a cuore, poiché non mi era affatto sfuggito che le iniziali di Evan Tanurin erano le stesse di Edgar Tamerlan, nonché di Edwin Turner, e in cuor mio dubitavo si trattasse di una mera coincidenza. Per mia fortuna Valdemar si dimostrò uno di quei tipi che possono andare avanti a discorrere per ore se ci si mostra interessati al loro discorso. Pertanto non mi riuscì difficile scoprire che Tanurin aveva avuto una carriera assai simile a quella di Tamerlan. Di colpo, il suo romanzo aveva turbato i sogni della Dublino altolocata, diventando l'argomento prediletto in ogni salotto e club, generando una vera e propria esaltazione. Tuttavia, accanto a tanta popolarità, la figura di questo misterioso romanziere venuto dal nulla si ammantò ben presto di ombre e sgradevoli dicerie. La magione nelle campagne irlandesi dove egli abitava divenne teatro di soirée misteriose. Alcuni dicevano persino di strane messe orgiastiche, anche se nessuno si fece avanti per confermarlo o per dire di esserne stato testimone. Come se ciò non fosse sufficiente a darmi le palpitazioni, Valdemar aggiunse che il signor Tanurin si era visto anche marginalmente coinvolto, per non dire propriamente sospettato, di aver avuto a che fare con la sparizione misteriosa di 4 giovani ragazze del vicino villaggio di Hout. Ma prima che le accuse potessero essere ufficializzate o indagate più a fondo, di punto in bianco lo scrittore era svanito, al pari di quelle sventurate. Cosa che per molti era indice di colpevolezza, mentre per altri significava che egli stesso era caduto vittima della strana, nefasta presenza che, secondo i locali, nottetempo vagava in quei luoghi. Quel pomeriggio mi dedicai alla lettura del libro prestatomi da Valdemar, scoprendo che stile e suggestione erano così accostabili alla prosa del Pellegrino delle Tenebre che non mi servì altro per giungere alla conclusione che l'autore fosse il medesimo, anche se il primo romanzo trasmetteva sensazioni meno intense del secondo, quasi che l'arte dello scrittore avesse subito una notevole impennata creativa. Tutto ciò colpì nel profondo i miei nervi già sovreccitati. Qual era la strada più adatta da percorrere? Ignorare la faccenda rilegandola a un incubo oppure chiedere aiuto? La seconda ipotesi mi pareva impraticabile, a meno di non rischiare di sollevare un vespaio ammettendo la mia e l'altrui partecipazione a una notte scandalosa, eventualità che mi riempiva di timore e vergogna. Forse avrei potuto recarmi nuovamente da Tamerlan, mostrargli il libro di Tanurin e dirgli che ormai sapevo tutto e volevo ulteriori chiarimenti. Anche questa ipotesi mi garbava poco, intimorito com'ero dalla possibile reazione del romanziere, il cui carattere era così radicalmente mutato. Per qualche giorno ancora mi sforzai di scordare ogni cosa, e forse il mio intento avrebbe avuto un esito positivo, non fosse stato che un maledetto pomeriggio mi imbattei per puro caso in qualcosa che mi ripiombò in quella storia. Accadde proprio lungo la Sixth Avenue, mentre ero intento a passeggiare. Da una vetrina
scorsi un volto che mi guardava e tale fu la mia sorpresa nel riconoscerlo che mi bloccai, trattenendo il fiato. Mi ci volle qualche istante per rendermi conto che quella persona era dipinta e non reale. Ma ciò non diminuì il battito forsennato del mio cuore. Frettolosamente entrai nell'ombroso atelier spiato da innumerevoli quadri. «Buongiorno», mi salutò cordialmente un signore alto e distinto. «Quel quadro in vetrina», dissi senza preamboli. «Sapete dirmi di chi si tratta, per favore?» «La bella olandesina, è una delle mie opere migliori, e scusi la poca modestia. Olio su tela, valorizzerebbe qualsiasi parete, ma anche sopra un caminetto sarebbe...» «La modella conosce chi ha posato per il quadro, sapete dirmi il suo nome?» Il pittore mi guardò basito, sconcertato dal fatto che fossi più interessato alla donna in carne e ossa piuttosto che dal suo capolavoro. «Beh, si tratta della figlia di un mio amico, signore. Mi ha permesso di ritrarla circa un mese fa. Abitano su a nord, in quel villaggio sull'Hudson, Sleepy Hollow. Buon Dio, signore, vi sentite poco bene?» Dovevo essere impallidito, poiché mi sentì letteralmente il sangue fluirmi via dal viso e le mani diventarmi pezzi di ghiaccio. «Come si chiama questa ragazza?» chiesi a fil di voce. «Annette Van Dicker. Davvero, signore, voi non avete affatto l'aria di star bene. Volete sedervi?» Non lo sentii neppure. Avevo gli occhi persi in quelli dipinti sulla tela. 2 turgide lune scure come l'ossidiana, il volto burroso e dolce, i capelli raccolti a formare un'acconciatura campagnola, a suo modo elegante. Il ricordo di averla stretta a me, di aver respirato il suo dolce aroma della sua chioma sciolta e selvaggia, mi piegò quasi le ginocchia. Era la donna che avevo incontrato alla magione di Tamerlan. Il viaggio in carrozza verso Sleepy Hollow mi parve un angosciante déjà vu. La sera calava rapidamente dietro le colline violacee coperte da boschi antichi più dell'umanità, custodi di chissà quali terrori. La frenesia mi scorreva sotto pelle in flussi ustionanti, senza darmi tregua, mentre i miei pensieri si accavallavano fra loro in cerca di risposte. Mi chiedevo se davvero Annette, Doris e Bridget fossero ancora lì, chiuse da qualche parte in quella vasta magione, prigioniere, ma vive. Avevo deciso di non coinvolgere la polizia, in parte perché avrei dovuto rivelare della tremenda notte alla quale avevo partecipato, in parte perché non volevo che fosse fatto del male a Tamerlan. Ero sicuro che fosse stato plagiato, che agisse sotto chissà quale influsso gettato sui suoi pensieri mentre viveva a Monte Athos. Forse quei monaci così devoti e solitari avevano spinto le loro preghiere troppo in alto oppure troppo in basso, risvegliando arcani che sarebbe stato meglio non turbare. Quale che fosse la spiegazione, volevo tentare di salvare sia quelle povere donne che il mio amico di un tempo. Non appena raggiunsi il villaggio, compresi con trepidazione che doveva essere accaduto qualcosa, perché la gente era tutta per le strade e i bagliori che lampeggiavano sui volti andavano dal terrorizzato al furioso. Notai fra la folla il signor Mulder e mi gettai verso di lui. Non appena mi riconobbe, il suo volto accigliato si distese di sollievo e gioia. «Signor Longfellow, per fortuna siete qui!» «In nome di Dio, ma cosa accade? Sembra vi stiate preparando a un assedio!» «Un'altra ragazza, signor Longfellow, la piccola Mary Baker, è preda del male che affliggeva le ragazze scomparse. L'hanno presa mentre cercava di scappare nel bosco. Urla e scalcia come indemoniata. Ora è chiusa in casa e con lei c'è padre Brandt. Ma temiamo il peggio. Perché siete tutti armati?» «Le notti scorse qualcosa si aggirava al limitare del villaggio. Qualcosa ha fatto sbiancare i capelli a uomini fatti. Sapeste in che stato erano? Come se si fossero trovati dinanzi il loro terrore più grande». Si interruppe, guardandosi intorno come in cerca di qualcuno. «Ma dove sono i poliziotti?» «Ci sono soltanto io, Mulder. Ora mi dovete ascoltare attentamente perché forse le 3 giovani sono ancora vive e potrei sapere dove sono state portate. Sapreste radunare un gruppo di uomini fidati, persone fredde e senza bollenti spiriti. Datemi 5 minuti». Egli riuscì a sbrigarsi anche più in fretta e mi trovai a dover sedare l'ansia mentre spiegavo a una decina di robusti e nervosi contadini quel che bisognava fare, in modo tale da evitare inutili spargimenti di sangue. Su 2 punti fui molto chiaro. Primo, non avevo la certezza che la mia ipotesi fosse corretta e che avremmo trovato le fanciulle in vita. Secondo, non avrebbero in nessun caso aperto il fuoco su Tamerlan per quanto potesse apparire alterato, a meno di un imminente pericolo.
Quando tutti giurarono che avrebbero seguito ciecamente le mie direttive, ricevetti una pistola e ci spingemmo verso la vecchia magione Van Corlear, che ci apparve buia e silenziosa, avviluppata in strati di sottile bruma in sospensione. Il cancello era spalancato, ma il portone lo trovammo chiuso. Un amico di Mulder, forte e muscoloso, diede all'anta una tale spallata da scardinarla e fummo dentro. La magione non aveva luce elettrica, quindi per continuare la perlustrazione dovemmo farci luce con le lanterne. Mi fece davvero un sinistro e inquietante effetto tornare ad aggirarmi in quelle stanze e quei corridoi, annusare nell'aria fredda l'odore di spezie misto a un afrore animalesco, un acidulo sentore caprino. Continuavo a immaginare che Tamerlan ci sarebbe piombato addosso da un momento all'altro. Per questo mi premurai di chiamare il suo nome più volte, dicendogli che se si fosse arreso, se ci avesse consegnato le 3 ragazze, avrei personalmente fatto in modo che tutto ciò fosse dimenticato e mi sarei premunito di aiutarlo. Ma l'unica risposta la ottenni dall'eco delle mie stesse parole. In meno di 20 minuti capimmo che la magione era vuota, almeno nelle sue stanze principali. Ci spingemmo quindi oltre una porta che conduceva giù in cantina, nauseati da un puzzo gelido che impregnava le tenebre. Alla luce delle nostre lanterne i volti dei miei compagni erano tesi per la paura e sapevo che se avessero scorto un solo movimento avrebbero sparato. Questo, per quanto contraddittorio, non mi turbò. Io stesso avevo iniziato a preferire che Tamerlan morisse, non tanto per rancore e odio, ma per un sentimento di pietà. Lo spettacolo che si palesò nel sotterraneo indusse molti di noi a farsi il segno della croce. Le 3 ragazze erano lì, genuflesse sul terreno umido del pavimento, i corpi nudi opalescenti sotto il lucore delle nostre lanterne. Notai le loro membra prosciugate, i capi chini sul petto nascosti dalle scarmigliate matasse dei loro capelli. Ci precipitammo da loro, rantolavano, recavano sul volto espressioni di spossatezza estrema, ma erano vive. Non appena cercammo di sollevarle, esse gemettero, provando debolmente a divincolarsi, borbottando frasi in una lingua che solo io fra tutti riconobbi, greco antico. Mentre Mulder e gli altri uomini le sollevavano, notai qualcosa accostata alla parete. Pareva una cassa a prima vista, ma poi pensai somigliasse più a un'arca, un oggetto antichissimo sopravvissuto ai secoli, levigato e pietrificato dal tempo, con lettere greche che si notavano appena incise sulle assi. Il coperchio era sollevato e mi avvicinai, alzando la lanterna per illuminare l'interno. Era vuota, ma emanava un puzzo così disgustoso che saltai indietro, dando di stomaco senza poterlo evitare. L'odore era lo stesso che avevo annusato sul corpo di Tamerlan, solo 100 volte più intenso e penetrante, come se l'arca ne fosse stata impregnata per aver contenuto qualcosa per lunghissimo tempo. Non era la puzza di una sostanza chimica, ma sembrava più l'odore di qualcosa di vivo, un animale lurido. Lasciammo la magione, portando con noi le 3 recalcitranti ragazze, che come ubriache o sonnambule seguitavano a mormorare litanie in greco, provando inutilmente a liberarsi dalle forti braccia degli uomini che le trasportavano. Non eravamo molto distanti dalle prime case lungo un tratto di boscaglia, quando l'aria notturna si animò per il suono fluttuante di uno strumento a fiato. Ci arrestammo per lo stupore e in quella nostra esitazione Annette, Doris e Bridget alzarono il tono delle loro voci, levandole da sussurri rantolanti a strilli energici, ululando al cielo stellato inni dalla tangibile antichità. Anche i loro movimenti dapprima deboli e scordinati si rinvigorirono di colpo, cogliendoci di sorpresa. Invasate da quel motivo stridulo, sgusciarono fra le braccia di chi le tratteneva, agitandosi e urlando selvaggiamente, gli occhi che mandavano bagliori come quelli d'un gatto. La paura si diffuse nel nostro gruppo, mentre le donne, trasformatesi in baccanti furiose, si lanciavano a più riprese su di noi, che eravamo impossibilitati a difenderci, per timore di far loro del male. Mi voltai verso la boscaglia, laddove il suono dell'aulos si espandeva con note angoscianti, prolungate e ossessive, simili all'accompagnamento di qualche rito di un culto dimenticato. Individuai una forma alta e scura, appena visibile fra i cespugli, che si ritrasse immediatamente non appena si avvide di essere stata notata. «Mulder, con me!» gridai gettandomi fra gli arbusti. Ignorando le frustate dei rovi, corsi inseguendo il suono del flauto, ascoltando Mulder che mi rincorreva grugnendo e sbuffando. Di colpo,
Emettendo un miagolio stridulo, qualcosa mi assalì sul fianco destro con un tale impeto da farmi ruzzolare. Prima che potessi riavermi, la pressione di 2 mani piccole ma estremamente forti mi avvolse il collo, stringendomi fino a impedirmi di respirare, e fui agghiacciato dall'immagine di un volto, dai tratti adolescenziali, incorniciato da biondi capelli, che mi fissava con odio implacabile, maledicendomi in lingue antiche. Solo il provvidenziale sopraggiungere di Mulder poté salvarmi, strappandomi di dosso quella che doveva essere Mary Baker, scappata chissà come dalla sua sorveglianza. La giovane era in camicia da notte e aveva le membra floride, ma salvo tali particolari era in tutto e per tutto simile alle altre sventurate che davano ancora battaglia nella radura. Mentre Mulder non senza fatica tratteneva Mary, io mi alzai e ripresi l'inseguimento, pistola in una mano e lanterna nell'altra. Affannato, corsi fra i tronchi delle querce, ascoltando la musica che scivolava nelle ombre, unendosi al sonnolento rumore del fiume Hudson e al coro delle rane e dei grilli. Quando il flauto smise di suonare, quasi incespicai. Stravolto girai più volte su me stesso, tendendo le orecchie a ogni suono. Distanti, mi giungevano le urla dei miei compagni, mescolate a quelle delle ragazze indemoniate. Un panico ardente mi vibrò nel cuore, animando le tenebre di forme che brulicavano ai limiti del mio campo visivo e che sparivano non appena mi giravo a guardare. Avevo la sensazione che la foresta intera cospirasse contro di me, che pregustasse di uccidermi. Il tremore del mio braccio si estendeva alla canna della pistola, mentre la puntavo ovunque cogliessi anche il minimo fruscio. Nel momento stesso in cui lo vidi, fu già troppo tardi. Mi balzò addosso soffocandomi con la sua mole nerboruta e lanosa. Il suo odore, lo stesso che esalava dall'arca, intasò il mio naso come un'inalazione di ammoniaca, stordendomi. La lanterna nell'impatto mi era volata di mano, atterrando nel vicino fiume, pertanto la sola luce pioveva da un'algida luna piena, il cui bagliore tetro illuminava qualcosa di inimmaginabile. Non era Tamerlan, ma una creatura che ricordavo di aver scorto solo in certi affreschi sulle pareti di templi greci o in dipinti conservati nei musei. Il torso nudo e robusto, la barba, le corna che emergevano dalla chioma, le gambe ricoperte di pelliccia. Avvinto dal panico urlai, cercando di puntargli addosso l'arma, ma la sua mano enorme mi inchiodò il polso al suolo e mise un verso tonante e roco, come quello di un caprone, e in esso percepii un sadico senso di trionfo. Non riuscivo a staccare gli occhi dai suoi, che erano di diverso colore, bruno quello destro, ceruleo il sinistro, sebbene 2/4 dell'azzurro originario si fossero scuriti. Il mio cuore era impazzito, avvelenato da un orrore così indescrivibile che ero certo mi sarebbe esploso, uccidendomi senza che l'essere dovesse toccarmi. Nell'istante in cui mi arresi, la creatura avvolse la sua mano attorno al mio polso destro, sollevandolo. Il suo corpo possente fremeva tutto, dava l'impressione di soffrire, mentre il volto era tutto un grottesco contorcimento di smorfie. Anche l'altra sua mano mi ghermì il polso, sotto il mio sguardo sbalordito. Fece in modo che gli puntassi la pistola proprio laddove gli ampi pettorali palpitanti si univano. Tu uccide me. Prego. Grugnì. Il suo tono cavernoso e roco non poteva comunque celare una voce a me nota, quella di Edwin Turner. Osservai il suo occhio azzurro che pulsava di ardore disperato, dal quale sgorgò una singola lacrima, mentre la chiazza bruna fagocitava la sua iride. Premetti il grilletto e il mostro stramazzò grugnendo e scalciando di lato. Strisciai via, inorridito, mentre osservavo quella cosa fremere, contorcersi e trasformarsi. Solo passivamente notai Mulder e altri suoi compaesani correre verso di me. Svenni. Mentre strappavo le manciate di pagine dal pellegrino, osservandole accartocciarsi nel fuoco del mio caminetto, non potevo fare a meno di pensare agli avvenimenti di 3 giorni fa e a come la mia vita, per quanto in gran parte tornata sul suo originale binario, non avrebbe più potuto essere la stessa. Gettai alle fiamme il resto del romanzo, per poi posare gli occhi su un sottile plico di fogli sulla mia poltrona.
Anch'essi erano stati scritti da Turner, quello vero, e quelli non li avrei bruciati. Finalmente tutto mi era chiaro, o meglio, ogni domanda aveva trovato una risposta, sebbene questo complicasse notevolmente la mia personale visione del mondo. Un mondo assai più vario e imprevedibile di quanto avrei mai potuto supporre. Avevo faticato non poco a decifrare la scrittura su quei fogli, la calligrafia di un uomo assediato dalla pazzia che tenta di riversare su carta il suo ultimo barlume di sanità mentale prima che venga eclissato. Turner, pensai fosse più giusto chiamarlo con il suo vero nome, aveva spedito tutto a casa mia lo stesso giorno della sua morte, ore prima di quella terribile ultima notte. L'aveva fatto con il desiderio di spiegarsi e chiedere perdono. In quell'incredibile resoconto, che riassumerò per comodità, potei apprendere la parte della sua avventura a Monte Athos che aveva invece deciso di tacermi, o per essere esatti, che l'altro l'aveva obbligato a non divulgare. In un momento di lucidità, cosa che gli capitava sempre più di rado, Turner aveva buttato giù il memoriale, parlando di un'incredibile reliquia giunta a Monte Athos dall'Anatolia in tempi così lontani da essere quasi mitici. Una cassa che conteneva la pelle di un satiro. Tale trofeo, secondo alcuni addirittura appartenente a Marsia, scuoiato dallo stesso Apollo, venne gelosamente serbato e tramandato da generazioni di eremiti, fin da prima che il cristianesimo contaminasse l'antica religione, ma anche con l'avvento di nuovi culti la pelle non perse la sua utilità. Turner scrisse di come a ogni luna piena l'anacoreta che custodiva le sacre spoglie uscisse dalla sua grotta segreta, recandosi al monastero Grande Lavra, officiando un rituale molto più pagano che cristiano. La pelle da lui indossata lo pervadeva dello spirito del satiro, donandogli l'ispirazione necessaria a sermoni così coinvolgenti e carichi di passione che ogni uomo che li udiva sentiva la sua fede più salda, allontanandolo da desideri terreni. Tuttavia, benché da un lato tali omelie avessero stregato Turner, facendolo restare al monastero per 5 lunghi anni, dall'altro erano stati capaci di stimolare in lui un pensiero che si era fortificato fino a germogliare del tutto. Una notte, mentre l'anacoreta faceva ritorno alla sua spelonca, Turner lo aveva seguito segretamente e aveva trafugato l'arca mentre il vecchio dormiva. Quel tesoro gli avrebbe garantito ciò che la natura gli aveva finora negato: l'ispirazione, la capacità di ammaliare con la parola. Aveva lasciato Monte Athos mescolandosi a un gruppo di visitatori, impaziente all'idea di poter indossare la pelle e rendersi celebre agli occhi dell'umanità, famoso ed elogiato quanto Omero e Dante. Quel che allora non sapeva, ma che aveva scoperto soltanto in seguito, era che nessuna di quelle azioni era stata del tutto generata dalla sua volontà. Lo spirito di Marsia aveva percepito in lui qualcosa che in tanti secoli non aveva mai captato nel cuore o nella mente dei monaci. Fu quella pelle scuoiata ad aver ispirato in Turner l'idea di trafugarla per realizzare il suo desiderio segreto e che a lungo aveva represso, seppellendolo sotto preghiere e riti ai quali non aveva mai del tutto creduto. Senza avvedersene, ogni volta che aveva indossato quell'orrido abito, un brandello della semivita del satiro gli era sgocciolato dentro, donandogli capacità letterarie sempre più sublimi, ma allo stesso tempo privandolo di personalità e sostituendosi a essa. Più Marsia si fortificava e più Turner perdeva il controllo di sé, arrivando a essere manovrato, a cambiare abitudini e atteggiamenti. Ansioso di tornare alla sua vecchia esistenza, svincolato dalle leggi dell'uomo che considerava limitanti e ridicole, il satiro aveva cominciato a ricreare il suo harem, un gruppetto di ancelle fedeli che lo servissero, gli ubbidissero e potessero soddisfare ogni suo piacere. A Monte Athos, dove le donne non possono mettere piede, le sue brame erano state inibite, ma Turner l'aveva condotto in un mondo dove la presenza femminile era ovunque, e in tal modo l'aveva inconsapevolmente aizzato. Le povere vittime della sua malia, impossibilitate a resistergli, dapprima erano diventate sue schiave devote, ma in seguito, consumate dall'insaziabile appetito sensuale della bestia, avevano finito con il morire piuttosto rapidamente, cosicché Marsia aveva necessitato sempre di nuove adepte. Quando il mio sventurato amico si era avveduto di quanto stava avvenendo, ormai era troppo tardi per correre ai ripari, poiché il demone lo dominava quasi del tutto, anche quando non ne portava le spoglie addosso,
E inoltre, come chi è dipendente dall'oppio e non può farne a meno, anche Turner aveva sviluppato una subordinazione alla fama e al clamore che Marcia gli procurava. Tuttavia, le continue sparizioni di fanciulle avevano obbligato i due a spostarsi di continuo, a cambiare identità molto spesso, e Turner aveva deciso di usare sempre nomi con iniziali E.T., quasi a volersi aggrappare a quel briciolo della sua vecchia vita. Quando Turner e io ci eravamo incontrati al Waldorf settimane fa, solo una piccolissima parte di lui abitava ancora quel corpo. Una stilla debole che si mostrava solo a tratti, prima che la personalità del satiro la riassorbisse. Era quella minima traccia che avevo udito piangere e supplicare nel mio confuso dormiveglia. Stava pregando Marcia di non catturare altre ragazze innocenti, di lasciarlo in pace e liberarlo da quella prigionia spirituale che poco alla volta lo stava eclissando. E fu nuovamente quel suo io sempre più flebile ad aver impedito al satiro di uccidermi 3 notti fa, ribellandosi quei pochi essenziali secondi, permettendomi di sparargli. Senza un corpo da parassitare, il satiro era tornato a essere nulla più che una mostruosa pelle flaccida. Non appena Mulder mi aveva fatto riprendere dallo svenimento, avevamo organizzato il modo per disfarci per sempre di quella sciagura. Avevamo acceso un falò sulla riva del fiume, nutrendolo con tutta la legna secca che potemmo trovare in giro, in modo che le fiamme fossero alte e potenti. Fatto questo, avevamo afferrato le spoglie di quel mostro abortito dalla mitologia con l'intenzione di gettarvele dentro, ma queste, pervase da un alito di vitalità, avevano preso a scuotersi, sbatacchiando come una vela al vento di burrasca, cercando di sfuggire alla nostra presa. Quando con grandi sforzi riuscimmo ad avvicinare la vecchia pelle al fuoco, essa era avvampata come se fosse stata imbevuta d'olio. Increduli e inorriditi, l'abbiamo vista balzare in aria, stagliata contro il buio del cielo, sentendo i suoi foschi belati mentre correva sull'argine, per poi stramazzare e consumarsi rapidamente. Le 4 giovani che Marcia aveva catturato e soggiogato si stavano gradualmente ristabilendo, a quanto mi scrisse Mulder nella sua ultima lettera, e non conservano molti ricordi sulla loro disavventura. Per quanto riguarda Turner, per lui non c'era niente da fare, ma avevo fatto in modo che il suo nome non fosse macchiato dall'infamia. Abbiamo sepolto il suo corpo e raccontato agli abitanti del villaggio che Tamerlan si era dato alla fuga non appena eravamo giunti presso la magione. Sospirai, sentendo il cuore pesante di tristezza e la mente confusa. Se una pelle vecchia di millenni, scuoiati dal corpo di qualcosa di umano solo a metà, può in certi casi possedere ancora la vita, cos'altro può succedere? Mi versai del cognac. Meglio non pensarci, meglio berci su.